Otto. Sono venuto in piazza Mercato perché un usilina, una coccorrita, un crosetto, un buongiorno, ma è dove al mercato? Vabbè, già che sono qui, vado a bermi qualcosina. Lei, quella giovane, mi porta un bianchino? Grazie. Prego. Ma la maschiosa domanda, è il mercato? È dove? Sono anni che di Piazza del Mercato è rimasto solo il nome. A proposito di nome, nei secoli questo gioiellino di piazza ne ha conosciuti molti. Del lino, dei panni, Piazza Nuova, delle erbe, dei commestibili. E all'inizio era la platea Magna de Torzanis. Allora, in antichità esisteva qui uno spiazzo che si era creato in seguito alla spianata delle prime mura medievali, che probabilmente passavano qui, tra la piazza e Corso Palestro. Infatti ancora oggi c'è un dislivello dovuto al terrapieno contro il quale poggiavano le mura. Comunque, qua fuori da Porta Paganora esisteva nel 300-400 una piazzetta dedita al mercato. Era chiamata dei Rebotti o delle Castagne. Quando nel 1423 i milanesi costruirono il corridoio della cittadella fortificata, bisognava spostarla. Così il mercato andò là, addirittura oltre il Garza. All'inizio dei casotti costruiti sui resti delle mura, poi il porticato con le botteghe, costruito dall'architetto Lodovico Beretta, probabilmente lo stesso che realizzò nel 1558 il palazzo qua di fronte, il Palazzo Beretta, sempre ad uso dei commercianti. Imperioso domina la piazza il Palazzo Martinengo Palatini, Conti Palatini, ovvero di palazzo e non feudatari. Era un titolo che diede origine all'ennesimo ramo dei Martinengo. Qui nel XV secolo costruirono il loro palazzo, poi abbattuto, e a fine 600 il discendente Teofilo iniziò la costruzione di quello che possiamo ammirare ora, uno dei più eleganti edifici dell'architettura barocca bresciana. Tra le varie bellezze è sicuramente il Salone Apollo. Sul soffitto è affrescato l'Olimpo. Con l'estinzione del ramo a fine 800 il palazzo venne donato al municipio ed ora è proprietà dell'Università di Brescia, che vi ha posto la sede del rettorato. Ah, è stato molto restaurato, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando i bombardamenti alleati fecero crollare questa ala del palazzo, ma un po' tutta la piazza porta i segni di quei bombardamenti. A proposito di restauri, chiusa per 20 anni, nel 2020 è stata finalmente riaperta la chiesa della Madonna del Lino. Per i bresciani, la Madonna dei Lader! Del lino perché sin dall'inizio qua si insediarono commercianti di lino e tessuti. Dei Lader! Guido Spiegal! Era il paragone che si faceva immotivatamente con i commercianti della piazza. Anche se esiste una versione che dice che dei Lader sia perché i manigoldi si rifugiavano all'interno della chiesa per sfuggire agli sbirri. Originariamente era anche chiamata Santa Maria della Fontana e questo ci porta al racconto del perché fu costruita. Vi era qui, dove ora c'è la chiesa, la casa della Pesa dove abitava Girolamo Venturelli. Il 2 dicembre 1604 Girolamo sentì bussare alla porta, aprì e si trovò davanti un vecchio con un asinello e una cassa con dentro i paramenti per fare una messa. Il vecchio gli disse che bisognava celebrarla in casa sua. Poto, c'è lì Palazzo Martinengo che le più belle famela lì. No, bisogna farla qui. Venturelli entrò un attimo in casa e il vecchio sparì. A voler guardare non era proprio un miracolo, ma esplose la devozione verso questa immagine sacra che elargiva un sacco di grazie.
Niente, bisognava costruire un santuario. Detto, fatto. Nel 1608 la posa della prima pietra. Si raccolsero così tante elemosine per la costruzione della chiesa che gli avanzi vennero dati alla Casa di Dio, con l'accordo che ne avrebbe provveduto la gestione. Casa di Dio tanto fece che ancora oggi ne è proprietaria. L'immagine sacra fu trasferita nella chiesa. Faceva così tanti miracoli che forse per timore che il canale di contatto con la Vergine venisse a consumarsi, venne coperta da un altro quadro. Oh, alla fine si dimenticarono che c'era. Solo nel Settecento venne ritrovata e ripartì quella grande devozione. E ancora oggi possiamo ammirarla nel suo splendore. Ma furono fatti dei ritocchini. Censura! Nell'immagine originale la Vergine con la mano destra alzava il vestito e di là allattava il bambino Gesù. Ciao Madonna dei Laver, ti sei bella fes! E soprattutto solo tu puoi sapere se è vero il proverbio che dice è il negoziante che dice la verità, e maluro morrà o piuttosto che resterà. Passate una bella giornata.